Volevo anche rispondere ai colleghi sindaci che dicevano, lo Stato deve farsi, carico di questa situazione e anche da un punto di vista economico. Lo Stato, per quanto mi riguarda, parlando dell'esperienza della SAI ex SPRAR di Asolo, si sta già facendo carico. Cioè il comune di Asolo, i cittadini di Asolo non mettono un centesimo per il SAI ex, SPRAR, perché sono tutte risorse del, Ministero dell'Interno, Dipartimento della tutela dei diritti internazionali e dell'Europa. L'appello è ai primi cittadini come lui. Non abbiate timori, la gestione dei profughi afghani non deve essere un muro contro muro con il governo e la si può fare al meglio con il sistema dell'accoglienza diffusa. Lo sa bene Mauro Migliorini che per primo ha dato la disponibilità immediata di 5 posti nella sua Asolo, dove già 15 profughi in fuga dalle guerre risiedono grazie alla rete SAI, ex SPRAR. Martedì a Venezia il coordinamento regionale delle prefetture dovrà pronunciarsi sullo smistamento delle prime 87 persone in arrivo in Veneto. Le caserme, come la ex Serena, potrebbero essere le prime aree da utilizzare, ma secondo Migliorini si tratta di una scelta rivedibile. Secondo me è la peggiore risposta che si possa dare, cioè se è una situazione temporanea per un breve periodo, che vuol dire qualche settimana, non mesi, in attesa di trovare l'accoglienza diffusa, per l'amor dei santi va benissimo anche questa in situazione di emergenza. Ma se, parliamo di accoglienza ed integrazione, sicuramente le caserme o altri spazi o alberghi dismessi o palazzi dismessi o fatiscenti che accolgono 2, 3, 4, 500 persone, sicuramente non possiamo parlare né di accoglienza né di integrazione. Resta il dibattito forte tra i primi cittadini, anche se il dovere morale dell'accoglienza delle famiglie in fuga è trasversale. Domani in Piazza dei Signori il flash mob organizzato dal Comune di Treviso. Ieri in Piazza Borsa la manifestazione di Django e Coalizione Civica, con le voci di chi l'orrore dei talebani lo conosce bene, chi è scappato da tempo e teme per le proprie famiglie rimaste lì. Ho fatto tutta la domanda e tutte le carte per portarla qua, ma il governo è caduto, non abbiamo più le altre strade, cosa e come dobbiamo fare? Io sono scappato da lì, la mia famiglia è venuta in città Jalalabad, un po' la tranquilla in Jalalabad che non c'erano militari afghani. Adesso che è andato via tutti finiti militari, americani è tutto talebani, tutto il paese talebani, il controllo da loro. Americani per cosa è venuto in Afghanistan? Che governava talebani, hanno bombardato, ucciso migliaia di afghani. Adesso hanno lasciato il governo a mano talebani, che ancora sono americani lì, loro hanno lasciato il governo a talebani. Questa è la domanda di afghani.